Il mercoledì nero a Concordia inizia prima dell'alba. Sono le 5 del mattino, in 2 ore cadono 250 mm di pioggia nel Veneto orientale. In città scoppia il caos. Genio civile, protezione civile e vigili del fuoco si mettono subito al lavoro per cercare di gestire le emergenze. L'acqua invade tutte le strade della città, le case, gli scantinati e i garage. Per evitare che il fiume esondi vengono messe delle paratie, ma la situazione in paese è già precipitata. Con quello che è venuto giù, anche con l'idrovora probabilmente l'acqua sarebbe arrivata a un certo livello. Dentro pelle, tutto quanto, tutto i mobili, tutto quanto rovinati. Per gli studenti del paese è impossibile raggiungere le 2 scuole, per questo si è deciso di chiuderle. In serata l'amministrazione comunale deciderà se riaprirle nei prossimi giorni. Non era mai successa un'alluvione di questa portata, un fenomeno che ha messo in difficoltà tutto il sistema idraulico, allagando anche le zone che di solito non avevano avuto problemi. Avevo l'acqua in garage, 6 cm di acqua in garage, e in casa non mi è arrivata perché avevo alzato il pavimento della casa, ma in garage in caldaia avevo l'acqua. È la prima volta che capita? La prima volta, le altre volte arrivava a filo marciapiede, proprio a filo del pavimento, questa volta è arrivata proprio, è entrata. Il livello del fiume fa paura, ora è continuamente monitorato, i canali in periferia sono esondati, questa è la provinciale che collega Concordia Sagittaria a Portogruaro, fino a mezzogiorno è impossibile percorrere, solo i mezzi dei vigili del fuoco riescono a passare, ora inizia la conta dei danni.